sono venuti di notte come al solito, è la terza volta ormai, e hanno buttato giù la vetrina con una mazza, tanto che hanno svegliato tutto il vicinato, e per poco anche non sono stati presi dei carabinieri. Stanno lavorando come sempre, ma il cuore è balzato in gola 2 notti fa quando l'allarme del negozio è scattato. All'interno non mancano i controlli, telecamere a circuito chiuso, persino il fumogeno. È stato quello che io credo abbia risolto la situazione, perché il fumogeno in pochissimi secondi satura il locale di fumo, di nebbia bianca proprio, che non si vede al palmo del naso. Credo che quello sia stato un deterrente. I ladri sono scappati, ma restano la paura e i danni. La prima volta i proprietari hanno dovuto rifare la grata, poi le ringhiere. La scorsa notte è toccato al vetro antisfondamento, 600 euro. Quindi anche se abbiamo l'assicurazione, prima di risolvere il tutto quanto e sperando che paghino, rimaniamo noi scoperti con i soldi, senza pensare poi al fatto che rimani con la preoccupazione durante la notte se risuona di nuovo il telefonino pensando all'allarme. Sono sempre in 2 da qualche tempo perché i furti non sono mancati, anche con i titolari presenti, raccontano. Avevo la cassettino con tutti i biglietti dentro dei bus e abbiamo anche dei carnet che costano, cioè, quelli che costano 14, quelli che costano 12, sono tutti legati con l'elastico e finché mi sono girata, ho messo dentro la mano, se ne è preso uno completo. La richiesta è chiara: sicurezza della pena e più potere alle forze dell'ordine. Leggi molto più severe, estremismo per chi commette un reato, non ci deve essere nessuna clemenza per chi commette un reato, si paga e basta.